Poi ci sono gli animali piccoli, anche molto molto piccoli, in questo caso le cimici. Qui chi parla è un matarazzaro, tata e papà. Il matarazzaro è uno dei tanti sonetti che parla di un mestiere, i mestieri che c'erano all'epoca, ma che fa suo un preciso punto di vista, che è il punto di vista del matarazzaro. Per il matarazzaro le cimici sono benvenute, insomma, no? Gli portano lavoro. Il matarazzaro. Ci mancavi mo voi, sori cazzacci, con sti vostri segreti e ciafruglietti per distruggere le cimici e gli insetti, il Trento agli matarazzi e agli pagliacci. Per voi altri saranno animalacci, ma per chi campa con i falli letti, le cimici per lui sono animaletti, che Dio la creschi e che buon proie faccia. Non è né il primo caso né il secondo, che un letto per 2 volte in un'annata sei avuto da rifatta a capo a fondo. Per questo la buonanima tetata, rifacendo i letti con mio nonno, ci lasciava una cimice a guardare.